detto di inquadrare qui sotto, però qui c'è una specie di cosa, va bene così. Allora dopo vi faccio un giro tra... Cuffia, adesso sì. Ok. Allora, riprendiamo la diretta. Riprendiamo la diretta, sta per finire il tempo di riscaldamento della staffetta. La Chiarese corre con Pittarelli e Griva, mentre la Ferriera corre con Martini e Castellini. Sì, io seguo allora la Chiarese da questa parte. Io seguirò la Ferriera. Chiuse adesso i 3 minuti di riscaldamento. Stanno per partire i 5. Vi daremo i punteggi. Io seguirò la Chiarese, mentre io seguirò invece la Ferriera. Intanto sono arrivati già qualche risultato. Calvarese Gaglianico 6-2 per Gaglianico, Borgonese Perosina 2-6, quindi vantaggio la Perosina 6-2 sul campo della Borgone. E Valnerula 0, Beinette 8. Ed eccoli che sono partiti. Fallisce Martini. Sì, a Griva. 2 Griva. Colpisce Martini. 3. Colpisce ancora Martini, che poi scusate Castellino. 4 per Griva. Fallisce Castellino. Pittarelli. Colpisce. Fallisce ancora Martini. Colpisce ancora Pittarelli. Colpisce Martini. 3. Fallisce 4 per Pittarelli. Ferriera. Colpisce. Fallisce 7. Riparte Griva. Colpisce Castellino. 5. 8 per Griva.
9. Colpisce Castellino 6. 10 Griva. Colpisce Castellino 7. 11 Griva. Castellino sempre 7. Fallisce Pittarelli. sempre Martini. Rifallisce Martini. Colpisce 12 Pittarelli. Colpisce Colpisce Martini, si Pittarelli. porta 8. Fallisce Pittarelli. Riparte Griva. Colpisce. Colpisce Ferriera, si porta 10. Data bocciata sbagliata Griva per il passaggio di linea. Colpisce. 15. 16 per Griva. Colpisce ancora Ferriera, si porta 11. Pittarelli sbaglia. Colpisce, si porta 12. Sbaglia. Sbaglia ancora Pittarelli. Colpisce Pittarelli. Molto mal fatta la staffetta della Ferriera, che Colpisce Pittarelli che si porta 18. Riparte Griva. su 24 bocce E colpisce 25 Griva. ora, colpite 12. Meglio è data ancora una bocciata sbagliata su 18. Colpisce Griva. Colpisce Castellino, si porta 15. Colpisce ancora Griva. Sbaglia ancora Martini. Pittarelli colpisce. Risbaglia Martini. Sbaglia Pittarelli. Lunga. Colpisce ora Martini, si porta 16. Colpisce Pittarelli. Per Risbaglia. la Chiarese. 50% delle bocce colpite. Colpisce ancora Pittarelli. Colpisce. Riparte Griva. E colpisce. Colpisce ancora e si portano a 18. Colpisce ancora Griva. 19 per Ferriera. Colpisce Griva, infallibile, bocciate 2 annullate per 2 il minuti piede. scarsi alla fine. Colpisce Griva. Pittarelli spettacolo, riesce. Perfetta anche questa la Colpisce bocciata di ancora Griva. Martini. 22. Pittarelli. Colpisce ancora Pittarelli. Colpisce ancora Martini, 23. Pittarelli 4 su 4. Castellino 24. Griva, infallibile. Colpisce 25. Colpisce Castellino Ottimo ancora 26. Ottimo Colpisce Griva. 27. Colpisce 28. Ottimo Griva. Riparte Pittarelli. 29 e per colpisce. Ferriera. 1 minuto alla conclusione. Sbaglia Pittarelli. 31 per Ferriera. Colpisce adesso Pittarelli. Va alla sua ultima quadretta di bocciate. Colpisce, parte Griva. Colpisce. 34 per Ferriera contro i 40 della Colpisce Chiesa. ancora Griva. Fallisce la prima sua bocciata Griva. Colpisce ancora. Quando mancano 20 35 Ferriera. fallisce Pittarelli. 36 Ferriera. Colpisce Pittarelli. 37 Terza sua Ferriera. bocciata per Pittarelli che la colpisce. 5 secondi alla Ancora fine. colpita. E rinuncia il Chieri a tirare l'ultima bocciata e si aggiudica l'incontro. E quindi punteggio parziale. Chierese 5 pari. 5. Ferriera 5. E adesso seguiranno i 2 tiri di precisione. Adesso i ragazzi della Chiarese sistemeranno il campo per il tiro di precisione. Mentre viene spostato il tappeto
della staffetta che verrà poi riallineato al momento della navetta. Aveva visto giusto sotto questo aspetto il direttore sportivo della Chiarese di schierare Griva nella staffetta per assicurarsi i 2 punti importanti. Non vedi poi l'ultimo pallino laggiù. Adesso vedremo, mentre viene fatto un primo piano alla panchina della Chiarese che consegna la distinta dei giocatori all'arbitro, la signorina. Mentre vedete che si stanno effettuando i sorteggi per decidere chi tocca, anche un'altra inquadratura degli arbitri impegnati in questa importante e delicata mansione, mentre viene risistemato il terreno di gioco dove si era tolta la terra per poter avere aderenza sul terreno al momento dello scatto della partenza per la navetta, per la staffetta. Ecco, tanto i cameraman e il regista cercano la migliore disposizione delle telecamere per poter avere una maggior visione da parte vostra quello che sta avvenendo in campo. Ricordiamo che essendo i campi a 8 la disposizione è più dispersiva, non è un campo a 4, un campo a 5 dove si gioca ravvicinati, ma qui si gioca di fatto un campo sì, un campo no, e quindi la possibilità, le telecamere già molte cercano di dare il meglio di se stesse, poi dopo cercando con il cameraman della telecamera mobile di fare gli zoom. Ecco che adesso appunto sta facendo una panoramica sul pubblico fuori dalle tribune, gli sponsor che allestiscono di fatto la coreografia del bocciodromo. Mentre in sovraimpressione vedete gli sponsor che ci permettono queste dirette in streaming a livello internazionale, mentre gli arbitri collocano i tappeti a misura. Lavoro sempre determinante, importante, anche se spesso a volte viene criticata l'opportunità, la valutazione che viene data dagli arbitri, ma come si sa, come in tutti gli sport, quando viene presa una decisione la tifoseria avversa ne è sempre comunque, indipendentemente dalla validità o meno del fischio dell'arbitro, si schiera per partito preso contro. Quindi un ruolo sicuramente non facile. Adesso deve scorrere Remino, Valerio, masso fisioterapista che è stato anni nella Juventus degli anni d'oro, Scirea, Cabrini Gentile, e poi via tutti gli altri sponsor che ci permettono queste dirette, che se da parte nostra è un hobby. Il costo delle attrezzature per permettere una televisione una visione così perfetta non è indifferente.
Ecco il direttore di gara. Mi hanno detto prima chi tirava, ma nella fretta non mi sono ricordato i nomi. Sembra che per la Chiarese si schieri Brescia. Vedremo adesso le valutazioni. Intanto non ci pervengono al momento novità del Veneto per quanto riguarda gli altri due incontri, mentre già avevamo detto che la Perosina era in vantaggio alla fine del primo turno dei giochi tradizionali sui campi della Borgonese per 6-2, mentre qui ripetiamo ancora che vedete in sovraimpressione l'incontro è sul 5 pari. La Nitri in vantaggio 7-3 sui campi della BG Genova. Ecco che c'è un Piero Merio contro Giuseppe Ressia. un incontro che si delinea comunque incerto, come era nelle previsioni. Eccoli i determinanti arbitri dell'incontro. La visione completa del bocciodromo di Chieri, sicuramente uno dei migliori bocciodromi della zona. 8 campi, disponibilità di tribune, spogliatoi, docce, ristorante, il top, che si raggiunge poi durante la stagione estiva, dove sono molteplici le gare organizzate dalla Chiarese, che comunque già in questo periodo in cui verrà sospeso il campionato fino oltre la metà di febbraio, ci saranno una ripetizione di gare a coppie eterne con le categorie anche il sito della Chiarese, cb boccechieri.it ha già pubblicato le manifestazioni che si terranno nel mese di dicembre e i primi di gennaio 2014. Brescia, che nelle statistiche ha disputato per 5 volte la prova del tiro di precisione, facendo un 18, un 23, un 17, un 19 e un 9, quindi la sua migliore prestazione è di 23. Piero Meri invece mi pare che fino ad ora non abbia, ne ha fatta una sola sabato scorso facendo un 12. Tiro tecnico di precisione che in Ferriera pecca, infatti nelle precedenti prove su 12 prove di tiro a precisione ne hanno vinta solamente una con Cericola e pareggiata una, sempre con tutte perse, quindi su 12 incontri 10 persi
uno pareggiato e uno vinto. È probabile che oggi schierino Piero Merio in sostituzione di Adorno. Sì, esatto. E quindi i 2 tiri tecnici vengono svolti da Piero Merio e Gigi Cericola. D'altronde il punteggio richiede da ambo le parti il massimo sforzo per poter cercare di aggiudicarsi i 2 punti in palio. Mentre mancano ormai solo più 23 secondi nel periodo di riscaldamento per poi passare. Sta per iniziare ora il tiro di precisione. Ecco le ultime disposizioni. Primo a bocciare Piero Merio. E colpisce. Un punto per Piero Merio. Parte Alessia e E fallisce. fallisce. Storta sulla destra. Sembrava quasi una boccia vuota. Sì, infatti è la boccia vuota. Molti giocano con 2 bocce vuote e 2 piene per essere facilitati poi più avanti. Piero Merio sul pallino da 2 punti. E fallisce il pallino da 2 punti. Storto. E adesso alla partenza E la colpisce. colpisce Ressia e si porta sul 2-1. E adesso abbiamo la boccia da 5 punti. Tirata quasi tutti con la boccia vuota perché favorisce il rimbalzo della boccia vuota, favorisce per poter togliere la boccia pulita bianca. Ecco Piero Merio che si appresta alla partenza. Eccolo.
e colpisce, però carambola sulla boccia rossa. Il risultato che rimane 2-1 per la Chiarese. Ed Aressi adesso a cercare di colpire la boccia da 5 punti. Fischia l'arbitro. Ressia in partenza. Eccolo. Cortissima, un metro Anche corto. lui fallisce. Il punteggio rimane sul 2-1. Mentre Piero Merio adesso ad andare sul pallino da 3 punti. Apprezziamo l'inquadratura del regista, Ecco che dove in basso a destra vediamo nello schermo Piero Merio che inizia la sua rincorsa parte e colpisce. subito redditizia l'inquadratura. E si porta sul 4-2. Mentre Ressia adesso ad attingersi Storta. ostacolo rosso, sempre 4-2 per Amerio della Ferriera della esatto, correzione in fondo a pagina. Chiarese 2, Ferriera 4, quando si va sulla boccia bianca da 4 punti. Boccia da colpire alla sinistra del tappeto. Parte Piero Merio, storta e lunga la bocciata di Piero. Ecco che tocca adesso a Giuseppe Ressi a cercare di colpire la boccia con 4 punti in palio. Vediamo che parte. Anche lui storto. Corta e storta. Al momento un tappeto Deludente. Non da Serie A. no, Ma comunque è sempre un gioco molto 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 difficile. sono 5 minuti particolari. Poi puoi anche colpire tutto e fare uno. E adesso tocca ancora a Piero Merio. Boccia da colpire alla destra del tappeto. Boccia ostacolo, boccia rossa. Sempre 4 punti. E questa volta la colpisce e si porta sull'8-2. Vediamo se Ressia riuscirà a ridurre un po' il gap. Già prima nel punto tiro non è che fosse in grandissima Colpisce. forma. Continua Boccia ostacolo e rimane a 2. nel suo momento no. No, oggi non è nelle sue giornate migliori. Ha vinto prima perché Flavio Bertolusto non Ha era sbagliato proprio molto. in giornata anche lui. Gli ha concesso molto, alla fine è riuscito a portare a casa 2 punti fondamentali per Chieri che parte Boccia da 3 punti. 3 punti, pallino ostacolo. Piero Merio alla partenza, Comunque è leggermente lunga.
rimane 8, una possibilità per Rescia di accorciare il gap. Guardavo un'inquadratura che c'è Flavio Bertolusso, ok, che oggi non è in giornata, però lo vedo più adatto a questo tipo di gioco con la bocciata che ha. E di nuovo il pallino da ostacolo non gli permette i punti, quindi si rimane sull'8-2 per la Ferriera, quando mancano 4 bocciate al termine. Questa è una bocciata da 4 punti. Se la colpisse si porterebbe preoccupantemente in vantaggio il man. Sì, sarebbe determinante. Ancora lunga, veramente per tutti e due un tappeto sottotono. Scuote le braccia Rescia, molto sconsolato. Rescia ha colpito una boccia solo valida e Amerio una sola valida. Ancora adesso colpisce Rescia la boccia ostacolo. Ha colpito solo il pallino Rescia. Sì, una sola valida e 3 valide per Piero Merio. Veramente un tappeto sottotono indipendentemente da chi se lo possa giudicare. Ancora 11 punti a disposizione, quindi Rescia al massimo raggiungerebbe i 13 punti. 8 punti per Piero Amerio. Diciamo che sono giochi un po' più particolari, però onestamente col tipo di bocciata che ha Flavio Bertolusso è molto più agevolata in questo gioco rispetto a una bocciata più pressata che ha Piero Amerio. Adesso è Piero Amerio alla partenza, boccia valida per 3 punti alla sinistra del tappeto, boccia bianca e colpita. E si porta a 11, quindi un'ipoteca. Costringe Rescia a colpire tutto. Un'ipoteca sul risultato e difatti Rescia continua a colpire entrambe le bocce, boccia bianca e boccia ostacolo. Quindi altri 2 punti per la Ferriera che si porta sul 7-5 in avanti, a fuori disposizione casa. sono più 8, i 3 di questa boccia bianca da colpire alla destra del tappeto. 3 punti, bassissima, è brutta ancora di Piero Merio, mamma mia, incredibile, le bocciate sbagliate e il modo in cui vengono sbagliate. Quando boato di sospiro da parte del pubblico, quando questa bocciata non serve più ai fini del risultato finale. 11-5, solo più pallino da 5 a disposizione. Storto, veramente un tappeto pessimo, da dimenticare a tutti i livelli. Sì, come dicevi tu, non è tanto il fallire la bocciata, ma è proprio come la fallisci. E come viene fallita. È fallita. E finisce niente meno che 11-5 per la Ferriera. Quindi risultato parziale: Ferriera 7, Chierese 5. E adesso ci apprestiamo al secondo tiro di precisione che vedrà impegnato per quanto riguarda la Ferriera Cericola.
e Luigi Grattapaglia e per Gigi Grattapaglia Chieri. per la Chiarese. Giocatori che sulla carta hanno un palmarès migliore sotto questo punto di vista, ma che comunque anche qui si vanno ad incontrare quei 5 minuti. Grattapaglia che tuttora primeggia nelle classifica delle statistiche. Grattapaglia che finora ha iniziato con un ottimo Grattapaglia che dicevo ha iniziato con un ottimo 30 nel tiro tecnico, poi è sceso a 17 per poi fare 23, 16 e 28, conquistando l'80% delle vittorie, su 5 prove ne ha vinte 4 ed è in testa appunto alle statistiche del sito Boccinvolo. Ricordiamo che potete trovare sul nostro sito le statistiche di tutti i giocatori che appartengono alle categorie A, B e C, che disputano i campionati di categoria. Invece Cericola, l'abbiamo detto prima, durante nelle sue 6 prove di tiro tecnico ha disputato appunto 6 prove, vincendone una e pareggiandone una, le altre le ha tutte perse, con un 11 e quasi 12% delle vittorie, facendo 9, 7, 6, 14, 16 e 19 punti. Adesso la regia ha inquadrato chi vi sta parlando, ogni tanto il microfono che fischia. Stiamo cercando di risolvere alcuni inconvenienti tecnici che non riusciamo a capire da dove provengano. Volume troppo alto, forse. Comunque il punteggio parziale è Chiarese 5, Ferriera 7, quando ci si appresta a disputare l'incontro, la prova del tiro di precisione tra Grattapaglia e Cericola, due comunque specialisti della prova, che hanno sempre fornito ottime prestazioni, quindi c'è da sperare, perlomeno credere, che questo tappeto sia migliore del precedente. Mancano ancora 1 minuto e 30 per queste prove. Tanto vediamo papà e mamma di Ruggero inquadrati in alto dei vostri teleschermi, che non hanno seguito il figlio logicamente perché giocava in Friuli. Al Grafi Studio. Risultati che tardano ad arrivare. Una panoramica sulle tribune che in questo momento si sono riempite ancora nuovamente dopo la pausa forse del caffè. Intanto dopo mi pare 30 o 31 punti della scorsa settimana di Walter Rossi della BG Genova, questa settimana si riconferma con di nuovo un bel 31 contro Rocci della Nitri.
abbiamo sempre il nostro buon Robby Favre che ci aggiorna sui risultati. Anche prima ci chiedeva Mauro, che praticamente diceva ma dopo spengono il sito della Federbocce per degli aggiornamenti. Mi fa, ma voi ce li avete i risultati? E mi ho fatto, ma noi viviamo su di voi, cioè se voi non ci mandate i risultati tramite SMS, noi non riusciamo a saperli prima della federazione. Ho fatto, è il vostro impegno, dico, almeno le volte che giocate in casa mandateci un SMS Esatto. con il risultato. Ci sono tante di quelle offerte adesso che quasi tutti hanno i messaggi gratuiti sul telefonino. Un messaggio ogni 2 settimane non credo che rovini l'economia delle persone. Eppure stentano a mandarci i risultati aggiornati dei vari incontri. Non discuto la Serie C perché forse un po' di meno interesse, però almeno la categoria A dovrebbero aiutarci un pochino a darvi un migliore servizio. Dico che si sta per partire e Cericola per la Ferriera. Al termine del tiro di precisione andremo a chiamare Luigi che verrà ai nostri microfoni. Purtroppo Ecco, Cericola colpisce. e colpisce il primo da un punto. Purtroppo sarà in contemporanea con la corsa, quindi passerà un po' in secondo ordine la corsa, però i tempi sono ristretti, lui facendo 3 prove non riusciamo a far combaciare il tutto. Vedremo di non deludervi comunque. E anche Gigi Grattapaglia colpisce la boccia da un punto da Cericola sul pallino da 2 punti. Parte Cericola. Inquadrato, sua partenza, fallisce Pelo storta. il pallino da 2 punti. E adesso Parte. Gigi Grattapaglia per la Chiarese E colpisce. e colpisce il pallino da 2 punti e si porta sul 3-1. E adesso la boccia considerata la più importante del tappeto, 5 punti, boccia bianca da colpire, Cericola alla partenza, normalmente bocciata con una boccia vuota, e colpisce e si porta sul 6-3. Questa boccia è il film più determinante che il pallino, perché Sì. il pallino se sei bravo lo colpisci e non va tanto a fortuna, invece questa qui ci vuole più fortuna che abilità tante volte. Il non colpire l'ostacolo, avere la boccia che salta al momento giusto, tocchi solo la boccia bianca che è più grande della boccia rossa. Ecco Gigi Grattapaglia e colpisce stupendamente anche lui e si porta sull'8-6. Adesso siamo sul pallino da
3 punti. Cericola per la Ferriera e vola appena lungo, il pallino dritto ma appena sul tappeto posteriore. E adesso Gigi, sempre i 3 punti, portarsi a 11. e tocca la boccia ostacolo e quindi rimane a 8. Leggermente storta, colpisce il pallino, ma colpisce l'ostacolo. Intanto vediamo Adorno che se ridà qualche consiglio a Cericola, tirare su di morale. Non tutto è perduto per lui, sono ancora tantissimi punti a disposizione. Un incontro completamente aperto, un giocatore ad altissimo livello su questa prova. Vabbè, tutto è possibile. Parte Cericola, storto. Storta e corta la boccia di Cericola che rimane sul 6. Boccia, ricordiamo, dal punteggio di 4 punti, boccia da colpire alla sinistra del tappeto, boccia ostacolo rossa. Gigi Grattapaglia per la Chiarese, eccolo inquadrato e colpisce e si porta a 12. Gigi Grattapaglia, 22 anni. 23. Non ancora. Non ancora? Ha fatto gli anni, i senior, il junior, campione mondiale junior. Passerà senior la prossima stagione. Colpisce anche Cericola e si porta sul 10. Cericola Ferriera 10, Chiarese Gigi Grattapaglia 12. Una boccia in vantaggio per Gigi Grattapaglia che si accinge anche lui adesso alla boccia da 4 punti alla destra del tappeto, boccia ostacolo rosso. E storta, fallisce Gigi, leggermente storta, troppo storta. Il risultato rimane sul 12-10. E adesso si va sulla boccia da 3 punti, pallino ostacolo. sì, comunque ha già 23 anni compiuti. Al nostro sito, sì. Non per niente incontro, ma giusto per ha fatto i senior, ha fatto il junior e poi adesso sarà un senior. Colpisce Cericola e si porta in vantaggio. 11. (13 a 12 per Cericola). 11. 13 a 12. Sì, 13 Cericola, 12 Grattapaglia che si accinge anche lui alla boccia da 3 punti e colpisce
e si porta sul 15. Come era prevedibile, è un tappeto di tutt'altra caratura rispetto al tappeto che avevamo visto in precedenza. Sono due specialisti di queste specialità, anche se si possono fare punteggi a volte anche sottotono, rimangono comunque sempre due specialisti di questa specialità. Eccolo Cericola, boccia da 4 punti, dietro l'ostacolo. Basta. L'ha E preso. l'ha colpita. Ottima boccia che lo porta in vantaggio per 17-15. Boccia da 17. Come si è visto, un tappeto Più che di dignitoso. caratura, esatto. E adesso è Gigi, un grattapaglia. E anche tappeto ad altissimo livello, 19-17, Con 11 punti ancora a disposizione. ancora 11 punti a disposizione. Giocatori entrambi al top, come si era già visto d'altronde nell'individuale, che pur non essendo stata giocata al massimo ha visto il pareggio dei due contendenti. Eccolo Cericola che si appresta alla bocciata da 3 punti, boccia valida a sinistra dell'ostacolo. E colpisce. E colpisce. Grande Cericolo che si porta a 20 punti, fa il suo 20 miglior punti. punteggio stagionale Ottimo. contro il più forte giocatore adesso che c'è in circolazione in questa specialità. E adesso tocca a Gigi, grattapaglia. Cercare di ostacolare. Anche lui. Incredibile tappeto. 22-20. A tutti gli effetti verrà comunque determinante il pallino. Ecco Gigi Cericola, una partenza, ostacolo alla destra, boccia bianca da colpire, punteggio che vale 3. Ben tirata, appena storta. Fallisce la bocciata. E adesso Gigi grattapaglia, che ha la possibilità di aggiudicarsi teoricamente con questa bocciata il pareggio. E colpisce. 25 punti prima del pallino, ottimo 25, tecnico. incredibile. Con questo risultato Gigi Grattapaglia si è matematicamente già aggiudicato il pareggio. Adesso vediamo il pallino, decisivo a tutti gli effetti per Cericola. Ecco Cericola concentratissimo sul pallino, sbaglia il pallino e purtroppo per lui
rimane a 20, pallino per Gigi Grattapaglia, che ha la possibilità di incrementare notevolmente il suo punteggio, dimostrandosi uno dei migliori giocatori al mondo anche in questa specialità. Eccolo alla partenza, fallisce anche lui e termina col punteggio di 25. Col punteggio di 25 a 20, 2 punti per Grattapaglia e Cericola, quindi il punteggio è di 7 pari. Come era previsto, un punteggio che delinea l'equilibrio in campo. Adesso saranno la navetta a contendersi i 2 tiri con Castellino per quanto riguarda la Ferriera, ma come era previsto sarà Massimo Griva a cimentarsi nella navetta per il Chieri. Griva ad altissimo livello, mentre vengono risistemati i tappeti per il tiro della navetta e vengono ritirati i tappeti del tiro di precisione. Mentre ci accingiamo a lasciare a Gigi Grattapaglia, bicampione del mondo under 18, under 23 e senior a coppie, il microfono per 2 parole con Alberto Albesiano. Stiamo aspettando, ecco. Sono ancora là. Voilà. Buongiorno a tutti. Ah, ok. Ciao Gigi. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo visto quest'anno che è il tuo anno, hai vinto 2 mondiali consecutivi a distanza di 15 giorni. Iniziamo a parlare prima con il mondiale Under 23 che è appena finito, dove hai disputato una partita a coppie nel mondiale con Barbero. Sì, è stato un bel mondiale, soprattutto perché era difficile ripetersi, non per magari gli avversari, ma per me, diciamo. Un po' più di pressione l'ho sentita. Cioè hai sentito più pressione all'Under 23 che non... Sì, perché la pressione ce l'avevo da me, nel senso volevo confermarlo, perché sembrava che eri più obbligato a vincere avendo già vinto l'Under 23. Il senior. Nella mia testa sì, poi non so come viene visto al di fuori. Ma è logico che siete partiti con i favori del pronostico, perché indubbiamente avendo già un campione del mondo appena affermato nei senior, logico che dei favori erano tutti con voi. Però certo che a questi livelli fallire una partita ci vuole veramente poco. Ma quello senz'altro, però appunto come dico, arrivava più da me la pretesa che non dalle pressioni esterne, perché poi tutto l'ambiente della nazionale secondo me adesso come adesso è perfetto, perché c'è una terna di responsabili di CT che per me
è la migliore che si può avere in questo momento. A Sì, me anche- hanno dato tranquillità, non mi hanno mai messo pressione. Logicamente quando uno non gioca tanto bene il rimprovero ci sta ed è giusto, però il clima era disteso. Quindi nel anche se gruppo, non via. ci sono, praticamente c'è Dante D'Alessandro, D'Alessandro Basilio, che praticamente non ha nulla a che fare con il volo. nulla, però è, È uno un grande sportivo, è uno campione, certo. che capisce le dinamiche del gioco, capisce la pressione che si può avere, capisce le situazioni e poi è stato un grande campione, quindi sa cosa vuol dire affrontare quelle competizioni. Sicuramente sì. Per quanto riguarda invece l'organizzazione, abbiamo visto che ci sono stati molti problemi in Argentina, che eravate sempre nel bocciodromo, Sì. non potevate. Invece nel mondiale in Francia è stato No, meglio organizzato. Sì, una bella organizzazione, l'albergo non era così distante, c'erano stati 2-3 chilometri da dove giocavamo. Poi avendo logicamente l'autista col pulmino, gli spostamenti erano più facili, non si era obbligati a alzarsi alle 6 del mattino per... Cioè era un autista vostro sì, proprio. avevamo l'autista. Ma ogni squadra ce l'aveva o solo voi? No, questo è stato messo a disposizione dalla federazione nostra, non dalla... Forse memori degli errori fatti, No, forse. però io adesso nelle trasferte più vicine, adesso in Argentina logico che l'autista non potevamo portarlo, però qui Sì, in però- Francia, Croazia abbiamo sempre avuto l'autista. Io mi sono sempre trovato abbastanza bene. In Argentina è stato un po' più sacrificato, ma bisogna adattarsi un po'. via. Sì, però laggiù si poteva eventualmente trovare qualcuno che potesse accompagnare. Sì, però la distanza era veramente notevole, cioè 20 km, 15 in mezzo alla città, ce n'era. Forse anche questi spostamenti continui poi provocano un fastidio, perché comunque, come dico, io non ho avuto problemi, perché No, poi perché dopo hai vinto, quindi. No, ma poi proprio avendo tanto spazio all'aria aperta fuori e con un clima primavera inoltrata, Sì. era piacevole. era comunque. piacevole, si poteva star fuori, riposarsi sotto una pianta, poi c'erano vari chioschi da poter bere qualcosa, da stare tranquilli. Quello ha facilitato un po', certo, forse è stato inverno, era un po'... E invece per quanto riguarda appunto il mondiale in Argentina, il primo mondiale senior, ne ha già vinti, io so che se non sbaglio, 5, 4 under e uno e senior. Quindi il tuo primo mondiale senior, primo titolare, avevo già fatto un'apparizione a Macoma in sostituzione di Nari e non avevo giocato bene, mentre questa volta mi sono difeso un po' meglio. e qui come esperienza ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto come gruppo di nuovo, perché anche i ragazzi che c'erano con Lele Ferrero, Ziraldo, Simone Mana e soprattutto Manuele che mi ha dato una grossa mano e ci siamo trovati bene, quindi Sì, poi dopo noi vi seguivamo sempre con l'ottima diretta streaming me l'hanno detto, argentina. Ti abbiamo visto giocare anche in finale quando hai sbagliato, non me ne volere la bocciata No, da ci far mancherebbe. partita. Ho avuto nervoso per No. più di una settimana, continuavo a pensarci anch'io. Penso che dopo l'occhiataccia che ti ha mandato Manu, No, ma Manu è stato perfetto anche lì. no, ma c'è rimasto male sì, perché vabbè, ci credo, poi cioè, l'avevi salvato per ma non 3-4 mi era- volte con dei pallini. Ma non mi è mai neanche incredibili. passato per la mente di poterla sbagliare, proprio. No, perché eri talmente in forma, ne sbagliavi. Ma non ne era. capivi Poi tu. ci sono quei momenti che uno è lì concentrato e tutto, che non pensi magari neanche all'errore, mentre ci sono delle volte che sei un po' più insicuro, pensi e poi, ma difatti quando l'ho sganciata credevo di colpirla, poi Sì, poi dopo Poi diciamo c'ho- che avevi salvato mi pare 3 volte consecutive sul pallino. sì, 2 volte consecutive, poi un'altra dopo 10 minuti, È però. stata una bella partita, diciamo che a quei livelli lì ci sta a dover tirare a qualche pallino anche per il tempo. Sì, ci sono delle sta di forzature. tirarli, via. ma bisogna anche colpire. Abbiamo visto qua la Ferriera era in vantaggio nei turni tradizionali solo per i pallini, non perché si è giocato meglio per di voi. Ma fino adesso non abbiamo giocato granché bene, né noi, ha giocato bene Piero Amerio nella coppia, bene Rossato nella quadretta, Bene, però migliore. bene migliore.
In genere ha colpito contento, quasi Stefano. tutte. Dopo solo un attimo che stanno per partire Griva per quanto riguarda la Chiarese e Castellino per la Ferriera nella navetta. Non potremo seguire più di tanto perché o intervistiamo Gigi oppure commentiamo il progressivo. Per quanto riguarda invece quest'anno, ti sei già prefissato degli obiettivi, magari visto che hai già vinto un titolo a coppie, magari di confermarti con qualcuno Io guarda, individuale? io cerco di migliorare quello che posso come punto, come bocciata, così. Poi gli obiettivi, bisogna arrivare in forma agli appuntamenti e ci va anche un po' di fortuna. Adesso in questi 2 anni fortuna onestamente ne ho avuta perché si vince, si perde, però è sempre andata bene, nelle partite buone ho sempre avuto fortuna di arrivare preparato, di arrivare certo. bene. Ci penseremo poi quando sarà il momento. E invece però quest'anno non è- abbiamo visto che Chieri fino all'ultimo non si sapeva se avrebbe disputato la Serie A o meno, no? Sì. Te, visto che sei un grande campione, penso che avrai avuto numerose richieste in altre Ma numerose società. no, perché No, perché sono poche le squadre di Serie A che... infatti c'è anche quel discorso lì che c'è un Numerose no, discorso però perché- limitato per via del periodo che siamo, sia con la crisi che c'è, poi si risente nelle bocce, quindi nel numero di squadre partecipanti al campionato, e quindi anche da quel lato lì la scelta è limitata. Poi ormai le squadre hanno l'organico quasi tutte completo, quelle di prima primo fascia. ordine, sì, certo. Poi io comunque Quindi non questo hai avuto... no, richieste ne ho avute, ci ho pensato, però diciamo Però, che qui è un po' Chieri ha dato la caldo. sua disponibilità, se ho capito bene, nell'ultimo periodo. No, Chieri diciamo che era stata promessa la Serie B, Sì, è stata nella famosa riunione, sì, certo, ok. si era data piena disponibilità a fare la Serie B e noi ci siamo confrontati tra i giocatori, col presidente c'era la possibilità di rimanere un nucleo della squadra che c'era prima, con Griva, magari con Domenico, Mometto, con Cagliero, Lele, Pavan, Adriano, e di fare anche la B, visto che comunque è un campionato comunque di alto livello, anche se non è la Serie A. E poi all'ultimo c'è stato dato Quindi tu l'ultimatum. saresti rimasto anche in B. Non era un problema. Ho capito. Intanto più o meno a metà tempo, 23 per Chieri, 24 ore per Chieri e 23 per la Ferriera. Oggi è dura, eh? Oggi è dura, ma si sapeva già. Comunque è un'ottima squadra. Io la ritengo un'ottima squadra perché ha tanti giocatori di esperienza, ma anche giovani, bravi, quindi Sì, diciamo si sapeva che già che era dura. a loro manca Enrico, Enrico, cavolo. che secondo me una mano in più gliela darebbe. Però cosa gli mancano tanto a loro sono le corse Ma, e i tecnici che tribolano le bestie. ma il tecnico è una prova così, va annata. L'annata buona si fa bene, l'annata un po' meno buona. È comunque un gioco difficile. Secondo me è difficile riuscire a mantenere la costanza nel risultato. Però hai ragione, però un briciolo di media dovresti averlo, un briciolo, non dico di almeno sì. passare i 15, in Serie A però- dovresti passare più o meno quasi sempre i 15. Sì, però non è così. Però non è così- scontato, non è perché vediamo scontato, ti do ragione. dei campioni che a volte falliscono, come posso dire che è successo a me la semifinale del tecnico in Argentina, che non l'ho fatto bene, che 13 fino adesso non lo so, in 2 anni non credo di essere mai sceso sotto i 15 o 16, però capita. Ma è indubbio, però come dici tu capita la volta, 2 volte. Al termine Griva in vantaggio di 2 punti su Castellino. Ti lasciamo ancora andare a respirare un pochettino, visto che tra 2 minuti sarai di nuovo Grazie. all'opera. Cosa sai già cosa fai? No. Niente, tutto tirato a sorte. No, penso coppia, però non mi è stato ancora confermato. Poi Voilà. se non è coppia farò qualcos'altro, anche la panchina. Va bene, mi riposo un po'.
Oh, Va ti bene, lasciamo andare. Grazie e Gigi. complimenti a per le vostre voi. dirette e complimenti per il sito. Complimenti anche a te per i 2 mondiali. Grazie. Intanto mancano proprio pochi secondi alla fine. 43 per Chieri, 41 per Castellino, 44. Finita adesso. 44-42 per Driva. Driva riesce sempre a fare I suoi delle numeri li ottime ottiene prove. sempre. Sì. Quindi il punteggio parziale in questo momento è di Chierese 9, Ferriera 7. Quando adesso ci sarà 10 minuti di pausa, 7-8 minuti di pausa, per poi riprendere con la seconda serie delle prove tradizionali. Sì.